Amici sportivi, buon pomeriggio. Le immagini di Andrea Farris ci portano allo stadio Franco Frogheri di Nuoro, dove stanno per scendere in campo Nuorese e San Teodoro Portorotondo. Deiana gioca a rasoterra, intercetta Tanda, il pallone diventa buono per Caddeo. Caddeo la possibilità per battere a rete, viene ribattuta, poi manca il palo, Cocco! E la Nuorese passa in vantaggio con il gol di Fabio Cocco. L'azione insistita, il tiro di Caddeo ribattuto, manca con tutto il suo coraggio, va a battere al volo, sarebbe stato un gran gol, il palo ha salvato Deiana, poi il tap in vincente di Fabio Cocco per il vantaggio della Nuorese all'11° minuto, che poi porta palla in avanti. Qui rischia qualcosa sull'intervento di Saggia, che gli porta via il pallone e rilancia il San Teodoro. Arriva Asteri, ma Saggia va via anche Asteri, pallone dietro e qui il palo clamoroso colpito da Pala, che poi gioca il pallone in avanti dalle parti di Caddeo, lascia scorrere Giaghedo, attenzione perché il pallone e diventa buono per Manca in area di rigore, Manca! E la Nuorese trova il gol del 2-0, il lancio lungo di Emerson, non legge bene la difesa del San Teodoro, buco difensivo, si inserisce bene Manca e trova il gol del 2-0. Si lotta a centrocampo, qui recupera Caddeo, da Caddeo a Cadau in avanti per Manca, si butta nello spazio Cadau, l'uscita di Deiana e poi Cocco non riesce ad approfittarne grazie alla chiusura di Melis. Altra bella azione in verticale di una Nuorese che guadagna i convinti applausi del pubblico del Frogheri. Giocatore uruguaiano respinto da Emerson, prova a distendersi la Nuorese con Caddeo che lancia a Cocco in campo aperto, Cocco contro Mannoni, Cocco punta il numero 8 del San Teodoro, Cocco mette il pallone sul destro, poi sul sinistro, poi sul destro e trova la doppietta personale Fabio Cocco, ben assistito da Mattia Caddeo, il gol del 3-0 della Nuorese che arriva al 38° minuto di gioco, primo tempo sontuoso della Nuorese. Apertura su De Solis che si è spostata a sinistra, De Solis in verticale a cercare Caddeo, da Caddeo a Tanda, il lancio a cercare Manca prende posizione su Di Nardo, Manca d'esterno, il 4-0 della Nuorese, ancora Massimiliano Manca, la doppietta per l'attaccante di Tiesi al 46° minuto. Monologo verde-azzurro in questo primo tempo al Franco Frogheri per la Nuorese migliore della stagione. Non guadagna la rimessa laterale Braga, si riparte dalle retrovie per il San Teodoro con Muzzu, sventagliata in avanti a cercare Mulas, sistema il pallone Mulas, invita all'azione Mauro ancora per il numero 16 Santoro che trova il gol, non impeccabile magia, il gol di Santoro per il San Teodoro con il numero 16. Emerson sul punto di battuta con il sinistro, la battuta tagliata verso la porta, il colpo di testa di Caddeo, nessuno che raccoglie. Si avvicina a Cocco a ricevere, ma Emerson cerca il centro dell'area di rigore, il colpo di testa di Gianluca De Solis e la Nuorese fa 5-1 al 33°. Nelle ultime vittorie della Nuorese, anche in quella ottenuta al Walter Frau contro il Ghilarza, suo il gol decisivo. Intanto seguiamo Saggia che la mette dentro per Mulas, magia, fa buona guardia, attenzione perché Emerson perde palla in maniera un po' ingenua, concede un secondo tentativo al San Teodoro. Pallone messo al centro, Mulas di testa la corregge verso il centro dell'area, non cerca la soluzione verso la porta, prova a uscire la Nuorese con De Murtas, poi Catte la mette giù, ha tenuto il pallone in campo, Catte apre dall'altra parte, dove c'è Pitirra la mette giù, il pallonetto di Pitirra e poi la tocca De Murtas per il gol del 6-1. Gli ruba praticamente il gol Alessio De Murtas, forse non era necessaria la deviazione, se lo va a prendere Alessio De Murtas,
poi c'è il ritorno vincente di Brandino. Gallo in avanti a servire Mulas contro Emerson, sistema il pallone sul destro, Mulas, palla sul fondo, ha provato a regalarsi la soddisfazione personale il capocannoniere dello scorso campionato, palla sul fondo, si è regalata un'ultima occasione il San Teodoro e su questa azione finisce la partita. Dopo 3 mesi torna a sorridere tra le mura amiche della Nuorese, che batte il San Teodoro con un eloquente 6-1.